Ad Agrigento, nella Valle dei Templi, a casa San Filippo, è stato presentato il romanzo di Mariuccia Lamanna, Solo una vita, incentrato sul tema della violenza sulle donne. Ad introdurre e moderare l'incontro è stato Angelo Palermo, da anni attivo sul fronte antiviolenza con Donna con te, appuntamento ormai annuale. Ad affiancare nella presentazione l'autrice è stata la professoressa Antonella Zambuto, coordinatrice provinciale del Parlamento della Legalità. Letture dei brani del romanzo a cura di Giussi Carreca. Per me è sempre un piacere sposare eventi di questo tipo, eventi che parlano di violenza sulle donne, perché essere uniti contro la violenza sulle donne deve essere un obiettivo comune e non di singole persone. Ho accompagnato fin dall'inizio Mariuccia in questo viaggio, lei mi ha tanto sostenuto anche nella mia battaglia contro la violenza sulle donne e Donna con te, e quindi quello che vogliamo seminare è di certo sensibilizzazione, perché uniti si può e uniti si può dire no alla violenza sulle donne, ma alla violenza in genere. È la prima volta che siamo qui ad Agrigento, il libro è stato pubblicato il 26 novembre del 2016 e oggi appunto siamo qui ad Agrigento. Al Parco Letterario della Valle dei Templi. Siamo stati al Salone del Libro di Torino e sono stata anche chiamata per rappresentare, diciamo, la Sicilia nella provincia di Frosinone. Diciamo, sono molto modesta, quindi un discreto comunque successo che sto portando avanti anche in giro per tutta la Sicilia in questo tempo. Sono una vita, un libro incentrato sul tema della violenza sulle donne, racconta di una ragazza che ha soli 16 anni, imbocca un tunnel buio, viene adescata all'interno di questo tunnel buio credendo insomma di illudersi nei confronti dell'amore, viene illusa da un uomo che appunto la adesca all'interno di questo tunnel buio e in realtà si ritrova in fondo a un baratro e sarà un lento climax che la porterà alla perdita di se stessa. Questo libro praticamente il tema principale è la violenza contro le donne, che è descritta pienamente dalla scrittrice Mariuccia Lamanna nella storia di Marta. Marta è la donna che praticamente rappresenta la violenza subita da tutte le donne e che è accecata dall'amore morboso di Paolo. Io auspico il mio appello a tutte le donne è di non restare nei silenzi, di guardare con gli occhi la realtà, perché tutto ciò può degenerare in soprusi e in gesti ostili. Quindi mi rivolgo a una frase di Papa Francesco, dire viviamo questa felicità, perché la vita è un dono meraviglioso di Dio.